Da Confartigianato, area servizi per la gestione d'impresa, e da Fidi Nord-Est, struttura per il supporto al credito, alcune indicazioni di natura tecnica su quanto previsto dal decreto liquidità. Il decreto liquidità dell'8 aprile scorso ha introdotto una serie di misure che facilitano l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i liberi professionisti. Per favorire la ripresa del sistema produttivo in Italia a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus, in particolare è stato deciso di mettere in campo il Fondo Centrale di Garanzia per incrementare la liquidità a favore delle imprese, con 3 diverse linee di garanzie. La prima linea prevede una garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro e senza nessun tipo di valutazione del merito creditizio. Ciò significa che le piccole e medie imprese potranno accedere a questa linea di finanziamento direttamente operando con la banca e senza attendere il via libera del Fondo Centrale. La seconda linea di garanzia è invece pari al 90%, con un'aggiunta di un 10% da parte dei confidi a copertura del 100% del finanziamento per invece i prestiti fino a 800.000 euro. Ultima linea di garanzia è quella che prevede per le imprese di più grandi dimensioni prestiti fino a 5 milioni di euro per i quali la garanzia da parte del Fondo Centrale si limita al 90%. Per accedere in particolare al finanziamento fino a 25.000 euro, le piccole e medie imprese non dovranno fare altro che compilare e inviare alla banca un modulo che è stato reso disponibile dal Mise e che trovate anche, è disponibile sul nostro sito internet. Gli uffici di Confartigianato Imprese Vicenza, in particolare l'area gestione di impresa, sono a disposizione delle imprese associate sia per la consulenza sia per l'assistenza alla compilazione della richiesta.